Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Oggi risponderò alle 5 domande gratuite che mi avete fatto nel gruppo di magia sibille, tarocchi e radiostesia. Ieri avete visto che c'è la possibilità di fare queste 5 domande gratuite. Risponderò chiaramente solamente a chi mette nome, cognome e data di nascita bene in chiaro, perché sennò già sarà difficile senza la fotografia e quindi non mi rischio di dare risposte poco professionali a gente che mette nickname a fantasia e domande che non si capisce neanche quando è nato. Quindi iniziamo subito con la prima domanda, ma prima vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, appunto Magia Sibille, Tarocchi e Radiostesia, e di iscrivervi, se non avete ancora fatto, nel canale di Telegram, dove ci trovate ogni lunedì sera per dei studi di esoterismo. Bene, cari amici, adesso mettiamo la prima domanda. La prima domanda è di Ilenia Tassi, che dice: buongiorno, mia figlia troverà lavoro, Marzia Tassi 190398. Quindi concentriamoci sulla Marzia Tassi, se troverà lavoro. Sua figlia è del 190398. Concentriamoci. Sì, vediamo che c'è questa apertura, molto probabilmente non sarà subito una cosa facile, ma vedete che il pendolino va sul sì, quindi molto probabilmente sua figlia nel 2020 avrà possibilità di trovare un posto di lavoro. Bene. Poi passiamo alla prossima domanda. La prossima domanda, purtroppo devo saltare chi non ha scritto i propri dati in modo corretto, e vediamo Silvia Grata Gressel, cioè Silva Silvestri 06 1064, ce la farò a superare l'anno di prova. Non sappiamo che tipo di anno di prova è, si presume di lavoro. Facciamo la domanda al pendolino, se Silva Silvestri ce la farà a superare l'anno di prova. Vediamo che in questo caso qua il pendolino va verso decisamente il no. Io non so che tipo di prova è, ma sarà dura che tu possa, Silva, superare questo anno, Però in ogni caso mettiti in qualche bel circuito che puoi trovare gratuitamente il sito al capitano.altervista.org, e magari qualcosa riesci a fare. Altra domanda, Doriana Luciani. Doriana 020663, sto iniziando una nuova attività in proprio, vorrei sapere se è un buon investimento. Per la Doriana del 0206 63, a vedere se questa attività in proprio è un investimento, un buon investimento. Doriana, se sei in tempo, frena un po', perché questo investimento alla distanza abbiamo visto che il pendolino ha roteato e poi è andato verso un no secco, quindi questo investimento, se puoi, rallentalo un pochettino, perché non penso che, cara Doriana, la cosa sia alla distanza positiva. E adesso l'altra domanda, vediamo dalla nostra famosa ormai Antonella Mosca, lei non manca mai. Vediamo un po'. Se sono in tempo, vorrei sapere se andrà bene la questione INPS a mio favore, ovviamente grazie. 8252. Vediamo questa situazione della nostra Antonella Mosca, come andrà, se andrà bene o male la situazione con l'INPS. Chiediamo se andrà bene. E insomma, sarà una situazione un po' duretta, cara Antonella. Vedo che il pendolino
Sì, vedo che il pendolino dice che insomma sarà dura con l'INPS, sarà un po' in salita la situazione con l'INPS. Penso che non andrà bene, non sarà a favore. Bene, vediamo anche Alessandra Negro, che vorrebbe sapere per il suo workshop di una settimana vicino a Bolzano, vorrei sapere se è una buona occasione per me, alla domanda di Alessandra Negro. Beh, effettivamente si vede che il workshop insomma avrà una partenza un pochettino impegnativa, ci sarà molto da lavorare, vedo, ma alla fine il risultato è un bel sì. Quindi molto probabilmente il pendolino dice che la cosa non sarà facile, sarà impegnativa, ma è una buona occasione e molto probabilmente avrai qualche buon risultato. Bene cari amici, quindi niente, le 5 domande sono state fatte, delle persone più o meno che hanno dato i loro dati, quindi non mi permetto invece di dare altre domande e rispondere a altre domande alle altre persone per il semplice fatto che non scrivendo la data di nascita si lavora un po' sul vuoto e quindi è inutile dare risposte che poi sono campate in aria. Grazie cari amici di avermi seguito fino a qui. Se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, sarebbe bello se lo faceste, e anche un bel super like, e se ci venite a trovare anche nel gruppo in cui in questo momento sto facendo le ricerche gratuite per magia, sibille, tarocchi e radiestesia. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!